Sui social a Licata le persone si sono divise, una polarizzazione abbastanza normale, noi ci dividiamo su tutto quotidianamente. Si sono divise questa volta su un tema molto doloroso, il suicidio. Negli ultimi giorni ci sono stati 2 suicidi e un tentato suicidio. E allora, giustamente, un parroco, Don Pino Agozzino, si è chiesto che cosa la società può fare, perché sta accadendo questo, qual è il vero problema, cosa c'è dietro questa desertificazione culturale, dietro questo disagio sociale, perché le persone scelgono di togliersi la vita. È giusto parlarne o non è giusto parlarne? È giusto rimanere in silenzio, perché se ne parliamo le persone possono essere spinte ad emulare un gesto così terribile, così estremo. Io ricordo quando ero ragazzo l'ordine che ti davano i capi redattori nei quotidiani era di non scrivere mai di un suicidio. Giornalisticamente veniva definita una cosa troppo grave per dare ulteriore dolore alle famiglie, e chi ha vissuto, per esempio come me, la perdita di un amico che ha fatto questa scelta devastante, ma che in certi momenti può essere lucida, sicuramente avverte con maggior disagio quello che può accadere nella mente delle persone quando decide di farla finita. Un grande sociologo, uno dei padri della sociologia, Émile Durkheim, ha delineato addirittura 3 tipologie di suicidio: il suicidio altruistico, il suicidio anomico e il suicidio egoistico. Il suicidio altruistico è quando noi dobbiamo confermare o proteggere i nostri valori etici, ci ha spiegato giustamente Durkheim. Il suicidio egoistico riguarda invece le persone che pensano di essere esclusi, che non riescono ad integrarsi nella comunità, nella società. E poi c'è il terzo tipo di suicidio, il suicidio anomico, un suicidio contro le regole, perché vede l'individuo soffrire all'interno della società. A volte succede quando qualcuno vede repressi i suoi desideri, i suoi sogni, un atto estremo, dice Durkheim, e probabilmente noi ci troviamo di fronte a questo tipo di suicidio nelle ultime ore a Licata. Ma che cosa può fare la società? La società può fare tanto, può mettersi intanto a discutere, può mettere insieme persone che si sono occupate e si occupano quotidianamente di questi temi del disagio sociale, perché la nostra società è molto più fragile, è molto più povera, può essere attaccata con maggiore facilità, e quindi abbiamo bisogno di dare delle risposte forti, delle risposte concrete, e quindi bisogna appellarsi a tutti, e ognuno di noi deve fare la sua parte. Certo, parlarne non è agevole, parlarne può creare dei problemi, ci sono pagine di letteratura psicologica in questo senso, ma dobbiamo comprendere che il momento di disagio sociale è forte e non si può più aspettare, non possiamo aspettare altro dolore, altre morti, altre sofferenze.